Allora, un aggiornamento sui dati della raccolta per il referendum. Già ci eravamo sentiti la settimana scorsa ad Agrigento quando avete fatto la conferenza stampa. Questa mattina un nuovo punto d'incontro qui a Piazzale Gigli a San Leone. Ecco, come sta andando la raccolta firme, Bruna? La provincia di Agrigento risponde bene, finora siamo alle 1000 firme, ci stiamo muovendo in tutta la provincia, Campobello di Licata, Sciacca, Licata e ovviamente San Leone. Nel mese di agosto cercheremo di organizzare delle iniziative in punti di incontro più turistici come Giallonardo e Siculiana e Agrigento stessa. Oggi siamo qui con Marco Cappato che ci spiegherà le ragioni della campagna. Marco Cappato oggi qui ad Agrigento nel suo tour per la raccolta firme ci spiegherà un po' le ragioni di questa raccolta firme e gli obiettivi che intendete portare avanti. Noi vogliamo che le persone anche alla fine della vita restino libere di scegliere, che nessuno possa essere costretto a subire una condizione di sofferenza come una tortura. Per fare questo bisogna passare dall'eutanasia clandestina, che purtroppo c'è già, a un'eutanasia legale, fatta di regole e responsabilità, di libertà di scelta. Visto che i partiti non riescono a decidere, possiamo farlo noi con il referendum, ma ci vogliono le firme, che si possono fare ai tavoli e anche nei comuni. Potete andare a chiamare in comune e andare a firmare lì. Se raggiungiamo le 500.000 firme entro settembre, finalmente avremo un referendum tra eutanasia clandestina e eutanasia legale e penso che potremo conquistare un nuovo diritto civile per tutta l'Italia. La Sicilia risponde alla grande, oltre 8.000 firme raccolte, oltre 200.000 in tutta Italia. Stiamo andando nella direzione giusta, ma serve ancora il vostro aiuto. Ecco, serve anche uno sforzo perché la campagna determini quando scadrà, fino a quando si potrà firmare e dove? Entro settembre si potrà firmare, entro metà settembre nei comuni, subito ai tavoli e penso che nonostante i grossi partiti non vogliano parlarne, la gente conosce questo tema perché lo ha vissuto in famiglia, con le persone care, ed è per questo che ci sono le code di chi firma ai tavoli. Ma non è facile organizzare tutto questo, servono volontari e volontari e questo è anche un appello a unirsi a questa raccolta firme. Ecco, perché ricordiamo attualmente chi vuole fare eutanasia deve andare fuori l'Italia, no? Ovviamente chi è che può andare con 12.000 euro in Svizzera a ottenere l'assistenza a morire? Chi se lo può permettere e chi è anche nelle condizioni di trasportabilità per affrontare un viaggio del genere. Quasi nessuno lo può fare, non possiamo accettare che un diritto così importante sia affidato all'esilio o alla clandestinità. Abbiamo bisogno di regole per poter verificare le condizioni del paziente e rispettare la sua volontà, che non impone niente a nessuno. Chi vorrà scegliere l'eutanasia potrà farlo, chi non vorrà scegliere l'eutanasia non la sceglierà, non si toglie nulla a nessuno, si aggiunge una possibilità in più per tutte e per tutti. La campagna sta procedendo benissimo, la risposta è molto alta e soprattutto rispondono tanto i giovani intorno agli anni 2000, 96 e secondo me questo è veramente un bel segno di speranza. Arrivano al banchetto già preparati, hanno studiato il quesito, sono consapevoli, coscienti, anzi si offrono di dare una mano e questa secondo me è veramente una bella cosa, sia per la politica che per la nostra città. Bene, vi invitiamo a seguire gli appuntamenti sulla campagna social, ovviamente firmare non vuol dire prendere una posizione anche personale, ma semplicemente consentire a chi ha questa sensibilità di poter scegliere di autodeterminarsi nel proprio futuro. Gino Bonomo, radicale e storico di Agrigento, si è speso anche per diverse battaglie sui diritti civili e ora anche qui sull'eutanasia legale. Ecco, cerchiamo di spiegarne le ragioni. Beh, io mi permetto solo di dare una riflessione. Nessuno di noi nasce scegliendolo e nessuno di noi vorrebbe morire, ma si muore perché si vive e certe volte quando si muore dentro, dato che si muore in tanti modi, quando si muore dentro continuare a vivere diventa una tortura. Perché infliggere torture? La vita è bella
e anche la morte può essere responsabile. Anche io ho firmato, sì, ritengo che sia importante dare un giusto segnale per questa che fondamentalmente è una battaglia di dignità, una battaglia che porterà le persone a poter scegliere su un tema così importante. C'è molta disinformazione, confusione. L'invito che possiamo fare è informarci, andare sul sito di Eutanasia Legale, conoscere questa proposta di legge e parlarne anche in famiglia, con gli amici, per spiegare di cosa si parla. È molto importante, ogni singola firma può essere fondamentale per questo scopo.